La 20ª giornata porta bene la FMCZ Rugby Rovigo Delta vittoriosa sul Rugby Viadana per 47. Buonasera e benvenuti a Rugby House. Siamo nella fase finale di questo campionato, il top 12. Rovigo fra 2 giorni farà visita al Paganini Center al Verona Rugby e poi pian piano tutto il resto del rush finale di questa stagione, finale di ritorno in Coppa Europea, ultima sfida interna con San Doran e semifinali playoff. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti, ormai possiamo definirlo rosso-blu per sempre, perché ha fatto il suo esordio sabato contro il Viadana, Nicola Pomaro. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. E poi c'è un appuntamento che ormai arriva puntuale, da 45 anni, qui allo stadio Mario Battaglini, il torneo giovanile più longevo che abbiamo nel nostro paese, come sempre con noi gli amici dell'Aldo Milani. Fabio Finotti, ciao Fabio, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Allora, Nicola, esordio, finalmente in rosso-blu. Finalmente, sì, finalmente, davvero. Mi si diceva che nei spogliatoi c'era un po' di emozione. Sì, perché partire con un infortunio e infortunarsi subito appena rientrato, star fuori un anno intero è pesante. Per me voleva dire tanto esordire e no, ero veramente contentissimo, cioè settimo cielo proprio. Sì, Sì. Com'è stato quando ti hanno chiamato e adesso tocca a te? Palpitazioni, sì. Ecco, venendo un po', tanto diciamolo, ci aspettavamo, insomma, ovviamente il look da debuttante, ma è già stato fatto a inizio campionato, no? La matricola già fatta a tutti? Già fatta a tutti quelli a cui doveva essere fatta, già tutti a posto. Perfetto, allora andiamo sul match. Vittoria Rovigo abbastanza serena, possiamo dire, sempre una partita in controllo per te e i tuoi compagni sabato. Sì, è stata una partita, sapevamo che era una partita abbordabile e l'abbiamo giocata bene. Ci sono stati degli errori come sempre, però siamo stati bravi a reagire subito, a reagire bene. Siamo entrati in partita dopo i primi 10 minuti, però già mi sembra al sesto del secondo tempo abbiamo fatto il bonus, eravamo molto più tranquilli. Anch'io quando sono entrato ero, diciamo, mentalmente ero più tranquillo sapendo di avere un vantaggio così alto, diciamo. Quindi un risultato praticamente acquisito, non avevi la pressione dell'esito finale, no? No. Che non va mai male. Ecco, bene. Fabio, tu sei insomma un tifoso che segue ogni weekend le partite, leggi, studi, ti informi, oltre all'attività insomma di colonna dell'Aldo Milani. Come hai visto la partita sabato? Mi sembra che sabato l'approccio della squadra sia stato veramente importante. Li ho visti molto bene e diciamo che dopo le 2 sconfitte con Calvisano la squadra ha dato una risposta importante con il proprio gioco soprattutto, cioè Viadana diciamo così ha resistito i primi 25-30 minuti con una buona difesa, con un buon riposizionamento, ma Rovigo ha insistito col proprio gioco e ha trovato veramente delle marcature importanti e abbiamo portato a casa 5 punti sereni e non così scontati con una compagine come Viadana, infarcita di ex, cominciare dall'allenatore, da Edo Ruffolo, il nostro ex capitano, che sicuramente volevano dire la loro al Battaglini e noi siamo riusciti a prendere i nostri 5 punti senza rischiare più di tanto e soprattutto anche senza infortuni alle spalle. Ecco. Che è importante questo in questa fase della stagione dopo la sfortuna che abbiamo avuto nelle ultime partite. Sei convinto Nicola, no? Ti vedo Convintissimo. Senti, Fabio parlava di serenità, c'era bisogno di serenità o in realtà diciamo queste 2 sconfitte sì, ovvio hanno minato un po' di confidenza che c'era all'interno della squadra, del gruppo, ma più di tanto non hanno scosso il gruppo e la stabilità della squadra? Allora, riprendendo le parole di Umberto, non è che in 2 partite abbiamo perso la capacità di giocare.
sono stati 2 scivoloni, 2 partite che non sono andate come ci eravamo prefissati, diciamo, però ci sta, dico ci sta perché si vince, si perde, si spera sempre di vincere, però comunque no. Quindi eravate abbastanza sereni alla fine, nel senso che sì, avete cercato di ricongiungervi un po' tra di voi per trovare un attimo di concentrazione, ma non abbattervi più di tanto, cioè non ha lasciato delle scorie questa doppia sconfitta con Calvisano. No, abbiamo cercato subito diciamo, di rifarci da queste 2 sconfitte amare, diciamo. Certo. Fabio, in conferenza stampa Umberto diceva attualmente ovviamente coach della Rugby Rovigo, ma da uomo non di Rovigo, sostiene che Calvisano su di noi abbia un'influenza negativa, cioè si sia creata una sorta di aurea quasi, non dico imbattibile, però abbiamo qualcosa che ancora non riusciamo ad affrontare nel miglior dei modi, secondo il suo punto di vista. Sì, credo che non abbia tutti i torti Umberto, c'è un qualcosa di non scritto, un qualcosa che non, diciamo così, che non si tocca, che ci fa un po', sicuramente ci rende più nervosi rispetto alle altre partite della stagione. Petrarca la vivi più di petto, dice è un derby, boom, esatto, basta, finita. Esatto, Petrarca sai che è una battaglia. 70 anni che è una battaglia, lo sai che è una battaglia, lo sai che è un derby, è il derby d'Italia, è la partita d'Italia. Calvisano è la finale dei veleni, è la finale persa in casa in 14 contro 15. Si è creato un qualcosa, qualche scoria che forse ancora abbiamo, ma però io sono convinto che non abbiamo nulla di meno del Calvisano, soprattutto quest'anno. Ecco, allora Nicola menzionava gli ex, Fabio, giocatori con cui insomma tu hai giocato, hai visto insomma quando eri nelle giovanili, hai visto giocare in prima squadra, l'entrata in campo, chi avevi di fronte quando sei entrato? I Balboni dall'altra parte? Dall'altra parte sì, perché ho giocato a sinistra, esatto. Anche se non è il mio ruolo, però c'era bisogno, e sì, c'era Balboni, ecco. Anche lui sinistro, esatto. Contro Nico. Ecco, e tra l'altro lo dico, la prima mischia nella partita è sempre quella un po' in cui ci si adatta, un po', perlomeno ci si conosce, ma la tua prima mischia proprio personale, dici adesso cosa succede? Ti aspetti delle cose che magari non avevi messo preventivo o te la giochi serenamente? Allora, diciamo, serenamente no, perché comunque un po' di agitazione c'era, però mischie ne ho fatte anche in allenamento, comunque faccio mischie contro piloni che posso dire sono di un gran bel livello, e no, dopo sì, c'è sempre da conoscere l'avversario, e la prima mischia ti fa capire alcune cose, alcune da fare, altre da non fare, però diciamo non è andata malissimo, sì. Eri tranquillo? No, più o meno. Ecco, ti aspettavi in Viadana così? Te lo aspettavi migliore? Te lo aspettavi con un altro approccio, con un'altra volontà o anche normale? Alla fine Viadana aveva poco da chiedere a questo match, loro da un punto di vista di classifica sono salvi serenamente, non hanno nessuna possibilità di raggiungere i primi 4 posti. È anche vero che, come si diceva prima, tanti ex, la voglia di togliersi qualche soddisfazione, mettere una ciliegina su una stagione un po' in chiaroscuro poteva essere un'occasione ghiotta, no? Per i ragazzi più pofrati. Sì, mi aspettavo magari un match un po' più combattuto anche sul punteggio, però non è andata probabilmente come volevano anche loro, e ci sono state, magari siamo stati bravi noi a non farli segnare quasi sempre, e a parte l'ultima meta che ci sta, dico, in bandierina alla fine. Si è arrabbiato Umberto per quella meta? No. Chino? Neanche Chino, non ci hanno detto niente. No, non ti hanno rasato, hai esordito. Chino era tranquillo, Umberto era tranquillo, un weekend bellissimo, no? Sì, settimo cielo, infatti potevo chiedere di meglio. Ecco, bene, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights di questa vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta sul Viadana, poi rientriamo perché parliamo di Verona e parliamo dell'Aldo Milani che avrà luogo il 14 qui allo stadio Mario Battaglini.
Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, 20° turno del top 12 massimo campionato italiano di rugby. FMCZ Rugby Rovigo Delta sfida il Rugby Viadana. Chillon, Diego Antel, vediamo Rovigo cosa combina. Potrebbe essere interessante questa giocata con Denis Mestorovic che non riesce a bucare completamente Francesco Menon. Antel finta e va lui, placcato da Moreschi. Federico Pavesi a caccia del pallone, Menon non riesce, adesso Rovigo può andare con Guido Barion, la prima meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, con Guido Barion che non spreca la seconda occasione alla ricerca dei 2 punti aggiuntivi. Sulle bandierine 7-0 della FMCZ Rugby Rovigo Delta, introduce Bacchi che ha preso il posto all'ultimo momento di Gregorio. Pressione Rovigo in questo caso rubata. Rovigo, Denis Mestorovic, lui va a segnare la meta rosso-blu quando meno te l'aspetti, quando una trasformazione semplice per il kicker. Riparte con Chillon, potrebbe essere l'ultima giocata probabilmente di questo primo tempo. Mantelli, sale Menon, lui aspetta un attimo, Mestorovic non riesce a controllare questo passaggio che non era decisamente semplice nella sua gestione e nel suo controllo, per cui Antonio Denti, Apperley lo affronta Burin, ancora Bacchi, Edo Ruffolo, Brian Thompson, Chiappini, Thompson ancora il loop con il numero 10. Adesso è il momento, turnover ancora, Barion se ne va. E questo riesce ad andare oltre Brian Thompson, seconda meta personale per Guido Barion che utilizza in maniera splendida il turnover alla transizione per Rovigo, terza meta. Sentiamo l'Acquaglio cosa dice. Palo. Ultimo blocco Niber, non riesce Gelati a intercettare, a sporcare il lancio rosso-blu, per cui adesso il drive Prodigino che viene fermato, non riesce a stare in piedi, non è strutturato abbastanza il raggruppato penetrante della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Si riparte dalla fisicità di Federico Pavesi, Alberto Chillon, Diego Antel, finta e va, riesce a far breccia nella difesa avversaria, cerca un sostegno vicino, arriva quello di Matteo Ferro, Chillon deve andare a pulire, pallone ancora buono, Antel finta e va, però stavolta non si fa fregare la difesa del Viadana. È un possesso che deve ripartire da Matteo Ferro, il capitano è lì Chillon a Leo Mantelli che se la chiama, finta ancora lui, la soddisfazione personale, cerca di mettere la propria firma anche per quanto riguarda le mete. Allora Massimo Cioffi dice, visto che tutti vi guardate in giro, ed è lo spunto, un proprio must da parte lui. Dietro per Mantelli, Denis Mestorovic, vicino lì Barion, riceve, c'è Burin fuori, Barion non si fida, cerca di convergere e fissare. Piva, Mantelli, Matteo Ferro. Intendevo per il Rovigo, la prima mischia del secondo tempo. Certo, intanto c'è il buco di Cioffi. Vediamo la sfida con Apperley, vediamo la sfida dove va, va a destra a sinistra. Provoca la labirintite su Keanu Apperley, Massimo Cioffi. Leo Mantelli trasforma. Alto, Eliamenco. Forse un po' in ritardo qui la salita di Edo Ruffolo che non ha, forse non ha capito la volontà del proprio mediano d'apertura. Francesco Rossi al primo pallone, Brandolini si erge davanti a lui. Oh, che bella palla, altro break sotto mano, Diego Antel cerca la bandierina, bravo, grande ritorno di Edo Ruffolo, non gli dà la soddisfazione, gli toglie il sorriso nella corsa a Diego Antel. Una buona pressione adesso Viadana, visto Rovigo non ha avuto per 2 volte un ottimale controllo dell'ovale, quindi hanno portato sulla linea. Cross kick, Guido Barione dietro Thompson, vediamo se il gioco veloce per Matteo Ferro, arriva il pallone per Matteo Ferro, pallone che viene utilizzato ancora da Massimo Cioffi e lo raccoglie da sottoterra. In rosso-blu dando il cambio a Vecchini. E quando arriva la confidenza arrivano anche i punti aggiuntivi, se ci fosse una mischia. Rientrerebbe Momberg, secondo me, spostando Rossi a destra. Ah, sicuro, sì, certo. Se Pavesi era infortunato al momento del suo cambio. Menona
Apperley, meta del Viadana, sono 7 probabilmente, Bravo. grande Brian Thompson, finisce il match con la vittoria del Fenice Z Rugby Rovigo Delta per 45 su Rugby Viadana. Un saluto a tutti voi. Il 20° turno è stata una giornata in cui un paio di scontri diretti hanno messo un po' più di chiarezza su quella che è la classifica attuale ma potenzialmente generale al termine del campionato. Uno era lo scontro salvezza Valsugana-Verona, Verona che andremo a affrontare fra 2 giorni, vinto forse sorpresa dal Verona, l'altro era tra il Valo Rugby Emilia e il Petrarca, che doveva un po' indicare la nostra possibile contendente in semifinali. Partiamo dal concetto della retrocessione, la vittoria del Verona, che da un lato forse ci agevola questa partita, dall'altro però c'è da dire che insomma, è una sfida talmente importante che Verona per stadio nuovo, per progetto, stesso concetto che vale per il Viadana, batterci fa sempre figo, possiamo dirlo, sì, per cui vorranno provarci ancora. Come stiamo preparando questo match? Cosa vi aspettate da questa partita? Ma sicuramente loro, come tutti gli avversari, non vengono qua per fare la partitella, sanno che Rovigo è una gran squadra e quindi sanno che se vogliono vincere o giocarsela comunque devono lottare fino alla fine. E riguardo al discorso salvezza, dovrebbero essere più tranquilli, mi sembra, adesso dopo la vittoria col Non Valsugana. è certo, ma molto più tranquilli, hanno un calendario peggiore rispetto al Valsugana, però insomma, è ovvio che hanno dei punti insomma, di un certo peso di vantaggio. Comunque punti a loro sicuramente ne fanno comodo sempre e quindi faranno di tutto anche sabato per riuscire a fare qualcosa contro di noi, a batterci e fare la loro partita. Certo, noi vincendo sabato matematicamente saremo secondi, perché abbiamo praticamente 6 punti più del Valo Rugby e del Petrarca, per cui saremo certi anche nell'ultima partita di ottenere il secondo posto. Secondo posto, Fabio, che dovrebbe metterci di fronte ancora il Petrarca. Sì, in teoria sì, anche se l'ultima giornata potrebbe riservare Calvisano a Reggio Emilia, potrebbe riservare qualche sorpresa. Tu dici non tanto in un'ottica secondo terzo, ma il Calvisano perde a Reggio Emilia, noi scavalchiamo il Calvisano. Potrebbe anche... È anche vero che se succede questo, esatto, il Petrarca passa ancora il Valo Rugby Emilia, per cui il Petrarca passa, diventa secondo o terza e il Valo Rugby Emilia resta quarto. Sì, è vero. È vero. Sì, è tutto un po' da vedere ancora. L'ultima giornata può riservare qualche sorpresa, anche se credo che Calvisano ce la faccia su Reggio Emilia. Reggio Emilia è un po' stanco, abbiamo visto secondo me domenica. Ma no, Petrarca. Calvisano, la prospettiva di giocarsi la finale in casa, cioè fare sicuramente, a parte che lo farebbe anche se arrivasse secondo, l'andata il ritorno in casa dei playoff, io credo che Calvisano vada là a Reggio Emilia per vincere. Ok, quindi diciamo che l'80% sarà Calvisano, Reggio Emilia, noi Petrarca. Esatto. Io credo, io vedo Rovigo più forte del Petrarca di quest'anno. In 2 partite, con il ritorno a Rovigo, perché arrivando secondi, perché per me noi dobbiamo fare 10 punti e fine della fiera, queste ultime 2 partite. Verona che abbia vinto con il Valsu e quindi sia più tranquilla, che non cioè noi siamo più forti di Verona, di San Donà, in casa noi dobbiamo fare 10 punti e vedere quello che succede. Assolutamente, quindi dobbiamo giocarci il ritorno dei playoff al Battaglini davanti a 5.000 persone, magari con Petrarca, e andare in finale. Ecco Nicola, giusto per capire, ne parlate negli spogliatoi di queste possibili opzioni, abbinamenti, semifinali? Sì, ne parliamo, non molto, magari se entra il discorso, però cerchiamo più di concentrarci sulle prossime 2 partite, su magari i 10 punti che ci siamo prefissati di fare, dopo quel che è stato e
vedremo cosa succederà. Ecco, del Verona cosa temi? Temi qualcosa ovviamente. No, hanno dei buoni giocatori, conosco il centro Quintieri che è... Giocava con te? No? Sì, siamo stati in accademia insieme. Mi ricordo, sì. Sì. No, conosco Quintieri, hanno più di qualche giocatore, diciamo, che può dar fastidio e quindi... Soprattutto anche l'ultima in casa per loro, quindi... Sì, quindi la sentiranno in un certo modo. Ecco, sicuramente. certo, assolutamente. Fabio, questo Verona? Allora, Questo vuole anche rifarsi delle 60-70 punti che ha preso all'andata? Sicuramente sì. Poi l'ultima in casa con una pretendente al titolo, con una, diciamo così, una squadra, una società che ha fatto la storia del rugby italiano, sarà una festa per loro su questo stadio, su questo campo bellissimo, certo, avveniristico, un esempio per il rugby italiano. E secondo me è una cosa di cui dovremmo stare molto attenti è la disciplina, per non dare adito a mortali di dare uso del suo piede mortifero, che se è in giornata non ce n'è per nessuno, certo, da ogni posizione. Quindi secondo me il primo obiettivo è la disciplina, soprattutto nella metacampo avversaria. Dopo, come ho detto prima, noi siamo più forti del Verona, naturalmente, e dovremo portarci via i nostri 5 punti. Come prestabilito, come da progetto, no? Esattamente. Ecco, come da progetto. Insomma, speri di giocare ovviamente, no? Sì, spererei di sì. No, che ti hanno fatto vedere, poi insomma, dai. No, spero proprio di sì, anche perché magari partite come Calvisano, Petrarca, Reggio, che sono un po' più, diciamo, anche come livello fisico più alte rispetto a Verona magari o Sandorà, quindi magari queste spererei sì, di giocarle. È giusto ricordare che tu non hai giocato per un anno, praticamente per tantissimo tempo, quindi anche il ritmo partito, il minutaggio non è che nascono da un momento all'altro, c'è un lavoro da fare di recupero, di reintegro, insomma, di quella che è anche la confidenza al campo. Ricordiamo che tu l'anno scorso hai passato l'ultima parte di stagione a Colorno, no? Sì. Com'è stata l'esperienza? È stata una bellissima esperienza, l'ambiente è bellissimo, mi sono trovato molto bene sia con i compagni che con la società. Conoscevo già dei ragazzi, tra alcuni ragazzi che erano in accademia con me, che ci siamo ritrovati là, Giovanni Lucchin, certo, il ragazzo qua di Rovigo che gioca là, comunque lo conosco dall'Under 16, quindi sono andato là per giocare, diciamo, per fare minutaggio, esperienza, e è stato quello che è successo, quindi sono contento. Poi tra l'altro hai conosciuto Matteo Canali, Julien Hébert. No, Canali lo conoscevo già dall'accademia. Certamente, è vero. Sì. Julien invece l'ho conosciuto là, sì. Ecco, vedi. Quindi anche ogni tanto fare qualche giro fuori fa crescere, no? Specialmente a 20 anni. Sicuramente. Ecco. Allora, facciamo una cosa, andiamo a vedere quelle che sono le news che arrivano dagli altri campi del top 12, poi rientriamo perché sono le domande per Nicola e poi andiamo a parlare dell'Aldo Milani. Vincendo a Reggio Emilia, Largos Petrarca ha prenotato ufficialmente i play-off. Il pass per le semifinali sarà probabilmente consegnato sabato al centro Geremia, dove i tuttoneri affronteranno il Toscana Aeroporti Medicei, consapevoli che gli basterà racimolare un solo punto per rendere matematicamente impossibile il recupero delle Fiamme Oro, staccate di 10 lunghezze, e con cui si misureranno a Roma nella 22esima ed ultima giornata della stagione regolare. Ovviamente a fare calcoli Largos non ci pensa proprio, e vista anche la serie positiva di successi degli ultimi turni, punterà a fare bottino pieno, nell'ottica di vincere la corsa spalla a spalla con il Valo Rugby per il terzo posto finale. I campioni d'Italia ritroveranno un vecchio amico, Pasquale Presutti, che a Padova si è fregiato di scudetti sia da giocatore sia da tecnico. I suoi medicei giungono da una sconfitta casalinga con la Rediviva Lazio, fanalino di coda, che altrimenti sarebbe retrocessa. Un passo falso, quello dei fiorentini, che ha evidenziato una volta di più come le motivazioni di classifica possano fare la differenza nelle ultime giornate. Ed è chiaro che mentre Largos giocherà per raggiungere un obiettivo importante, il Toscana Aeroporti lo farà unicamente per il prestigio.
All'andata fu proprio la squadra dell'ex Presutti a togliere il primato in classifica ai tuttoneri di Padova, battendoli per la prima volta nella loro storia. Rispetto ad allora, affronteranno però un Petrarca in fase crescente, che ha colto risultati importanti con Mogliano e Valo Rugby, nonostante le numerose assenze nella linea dei tre quarti. Recuperati dopo lunghe squalifiche anche i piloni Acosta e Borean, la squadra di Marcato si presenta all'appuntamento nettamente favorita. Dirigerà la partita l'arbitro Boraso di Rovigo, con i giudici di linea Bottino di Roma e Sgardiolo di Rovigo, quarto uomo Strullato di Padova. Un derby che vale una stagione. All'Acqua Cetosa sarà Lazio contro Fiamme Oro, una partita che entrambe le squadre devono vincere con il bonus per continuare a sperare. Una sconfitta significa abbandonare definitivamente gli obiettivi stagionali. Da una parte le Fiamme Oro, a 10 punti dal quarto posto, devono sperare in una vittoria e in una sconfitta del Petrarca, squadra che affronteranno nell'ultima giornata. Lazio che invece può e deve solo vincere per non essere matematicamente retrocessa e sperare in una sconfitta del Valsugana e del Verona, perché la squadra di Daniele Montella incontrerà proprio i padovani del Valsugana nell'ultima di campionato. Che dire, a Roma sarà una lotta fratricida tra due squadre deluse da questo campionato che non vogliono però mollare fino alla fine. Ultima casalinga e penultima stagionale per il Mogliano di coach Cavinato, che sabato pomeriggio saluta il pubblico del Quaggia affrontando la sorpresa dell'anno, il Valo Rugby, fresco vincitore della Coppa Italia, terzo in classifica nel top 12 ed ormai certo dei play-off. Nel mirino degli emiliani restano il secondo posto, occupato da Rovigo con 5 lunghezze di vantaggio, e la difesa del piccolo vantaggio sul Petrarca, che è quarto solo per la classifica avulsa, condividendo quota 73. Il 15 trevigiano scende in campo con tutta la serenità del mondo, avendo chiuso il capitolo salvezza anche con la matematica già lo scorso turno. Nella testa dei giocatori resta l'idea di salutare al meglio un campionato comunque positivo, viste le premesse da cui muoveva sulla terribile scia dell'anno scorso, con la prima parte del girone di andata preziosa per livello di gioco e confidenza ritrovata, ma soprattutto per le sicurezze sulla solidità dello staff, dell'ambiente e del reparto più in vista, quel pacchetto di mischia capace di far soffrire tutti e che certamente sarà la base del rilancio vero, quello programmato dal club a partire dal campionato 2019-2020. Il passaggio contro Valo Rugby e Medicei servirà soprattutto a questo, a gettare un ponte sul futuro immediato, con molti giocatori focalizzati sul giocarsi al meglio le carte della riconferma, ora che il progetto mogliano è tornato ad essere ambizioso e appetibile. Dall'altra parte una squadra tenuta coi regimi a 1000 dall'adrenalina di una stagione fin qui perfetta, con il tecnico Manghi bravo ad aver selezionato gli uomini giusti al posto giusto e per aver saputo cogliere con lo spogliatoio le vibrazioni funzionali all'alchimia che sta portando i Diavoli di Reggio Emilia in paradiso. Le due formazioni scendono in campo con la rosa pressoché al completo. Il pronostico dice Valo Rugby, ma con la testa leggera, tutto è possibile in casa moglianese. Tra i rossoneri, occhio dietro alla regia di Rodriguez e alle invenzioni di Vaega, mentre davanti sarà lotta vera in prima linea con Mucignat e Duplessis davvero poco raccomandabili all'ingaggio. Per i moglianesi risposte da affidare di rimpetto ai Bonfiglio, in settimana ufficializzato il suo passaggio alle Zebre, e Michelini, mentre come di consueto le chiavi del gioco sono affidate al neozelandese Jackman. Squadre in campo alle 16, arbitra Angelucci. E contemporaneamente alla sfida di Verona del Paganini Center tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Verona, allo stadio Battaglini ci saranno ragazzi under 16 a tutto il mondo per la 45esima edizione dell'Aldo Milani. E Fabio è qui con noi per parlarcene. Sabato, domenica, da sabato pomeriggio, domenica gran finale intorno alle 16, 16:30. Ecco, vedi. Insomma, anche quest'anno una grande organizzazione, un lavorone incredibile, ogni anno è più difficile, ma quando dicono che è più difficile diventa anche più gustoso portarlo. Una sfida. Veramente sì, come dicevi appunto sabato 13 alle ore 14 inizierà il 45esimo trofeo Aldo Milani, internazionale di rugby, qui da noi a Rovigo, con 21 squadre partecipanti. Abbiamo 20 squadre italiane da tutta Italia praticamente, da Genova a Napoli, e più i nostri amici aficionados sudafricani dei Buffalos.
È un bello sforzo organizzativo che ci impegna, è un torneo di 2 giorni che ci impegna almeno 8-9 mesi minimo, perché ci sono tanti aspetti da curare, tanti aspetti da organizzare, ma noi abbiamo anche quest'anno lavorato con entusiasmo, con passione, con tenacia, per far sì che anche quest'anno sia un torneo che per i ragazzi soprattutto resti una cosa che si portano dietro per sempre, perché per partecipare al Milani, a Rovigo, al Tempio, allo Stadio Battaglini, per un ragazzo di Roma piuttosto che dell'Aquila, piuttosto che di Napoli di 14-15 anni, deve essere un ricordo indelebile e che magari, chissà, non ritorni dopo qualche anno con qualche squadra di top 12. Sarebbe bello, è già successo più di una volta, sicuramente. Sono avuto giocatori internazionali. Allora, sì, di Serie A sicuramente abbiamo avuto anche presenze molto illustri negli anni passati, da Islip a Cohen, per non parlare naturalmente dei nostri fratelli Bergamasco, Zanni, cioè che non si contano più, insomma, ecco, gli ex nazionali che sono passati dal trofeo Aldo Milani, insomma, ecco. Nicola, tu hai partecipato al Milani, no? Io sì, ho saltato il primo perché per un infortunio e ho fatto il secondo, mi ricordo ci siamo fermati contro le Fiamme per un pareggio 3-3 e non siamo passati perché avevamo più 98, era nata 98-99 e avevamo più 98 in campo. Quindi il regolamento poi applicato sempre in maniera certosina da parte dell'organizzazione. Fabio su questo è un militare. Sì, bisogna avere delle regole certe che non diano adito a interpretazioni di sorta. Certo. Insomma. Ecco, tra l'altro Fabio, mi è capitato spesso durante questi 8-9 mesi di organizzazione di incrociarvi, di vedervi martedì sera molto spesso a parlare. Ho notato, è noto, insomma, un clima e un gruppo molto coeso tra di voi. Sì, sicuramente, questo è una dei nostri punti di forza, ma anzi ce ne approfitto anche per ringraziare tutti i ragazzi del mio staff che da settembre, da dopo le ferie, dedicano un bel po' di tempo a questa organizzazione di questo torneo, ognuno per le proprie attitudini, per le proprie competenze, per quello che appunto si prende in carico di fare, e come dici tu si è creato un bellissimo clima che va al di là della mera e semplice organizzazione del torneo, insomma, ecco, siamo molto, molto uniti, molto condividiamo tutte le decisioni che dobbiamo prendere, e questo diciamo così, nell'impegno, nella fatica nel portare a termine l'organizzazione del Milani è un vero, diciamo, una cosa che molto importante, insomma, certo. Ecco, per noi questa unità di intenti, insomma, ecco. Se posso aggiungere, anche la vostra organizzazione ha un'influenza positiva anche in tutte le altre diciamo, attività che vengono svolte all'interno dello stadio. Non a caso siete stati coinvolti anche al trofeo nel torneo primavera che ha organizzato di noi, esattamente l'anno scorso, e speriamo che quest'anno eravate coinvolti nel festival nel Rugby 7. Quindi... Io, Giorgio, siamo venuti, sì, più di qualcuno di certo. noi, sì, anche la nel senso c'è una predisposizione alla collaborazione, non è solo vi fate il vostro e basta. Questo è il messaggio che volevo mettere in luce, che è particolarmente positivo, quindi questo è bello, oltre al fatto del torneo stesso, che prima hai detto magari un ragazzo di Genova, di Napoli, piuttosto che da Avezzano venire qua vuol dire, insomma, comunque affrontare un'emozione importante. Ogni tanto penso se questo concetto di emozione importante del Battaglini sia un qualcosa di solo nostro oppure no. Poi vedo le lacrime di Edo Ruffolo sabato, quindi penso che forse qualche effetto anche, diciamo, negli ex o nelle persone che non sempre condividono, frequentano il Battaglino, non hanno mai visto questo stadio, ci sia. Ecco. Ti fai delle domande, no? A un certo punto, ma è un discorso solo interno o realmente così?
Probabilmente è così. Per me è così, i ragazzi di 15-16 anni che magari vedono i battaglini dalle immagini, dagli highlight di Rugby Channel piuttosto che sul canali web della FIR e così via, cioè che arrivano a vedere queste due tribune, questo impianto dal vivo, questa leggenda di Rovigo dove il rugby è praticamente pane che si mangia. Secondo me per i ragazzi che sono veramente appassionati di rugby e che hanno il rugby nel loro DNA, non è solo leggenda, insomma, ecco. Lo sentono. Nicola, confermi questa cosa nelle tue esperienze? Anche Colorno se ne parlava quando tu eri là, o in realtà erano mondi diversi, distanti? No, confermo, poi ho sentito più di qualcuno giocare al Battaglini, sì, con me anche mi hanno chiesto, no? Sicuramente confermo. Confermi tutto. Bene, questa è una cosa importante. Dicevi mangiare pane e rugby, però adesso c'è una parentesi dedicata a Nicola Pomaro, perché è stato assolutamente sotterrato di messaggi, di domande che vanno dall'aspetto enogastronomico, agricolo, insomma ce n'è di ogni. Andiamo a contestualizzare subito l'aspetto, diciamo, geografico. Tu, Nicola, sei di Lusia. Di Lusia, per cui non potevano mancare delle domande. Parte da Francesco, dice: ciao Nicola, ma è vero che stai mettendo i soldi da parte per comprare il ristorante vegano di Lusia? No, assolutamente no. Vegano non penso che ci sarò mai, ma proprio mai nella vita. Ah no, tu sei un carnivoro, perfetto. Carnivoro puro. Ok, quindi sei un cittadino di Lusia anomalo. Poi Filippo dice: ciao caro Nicola, mi sai parlare della situazione agroalimentare che c'è nel tuo paesino? Come fate a scacciare i ladri di insalata? No, ladri di insalata non l'avevo mai sentiti, però no, va bene, abbiamo l'insalata IGP di Lusia proprio nostra, con indicazione geografica protetta, e siamo orgogliosi di questa cosa. Ecco, Nicola vi parla in maniera così corretta e precisa perché tu arrivi da una famiglia. Sì, noi una famiglia, abbiamo un'azienda agricola, produciamo ortaggi principalmente, insalata, porro, pomodori, cuori di bue. Senti come parla, come va. Sì. Ti vedrei bene ai mercati a dire. C'è da dire che c'è un contadino, un agricolo, un appassionato di agricoltura un po' più forte di te in squadra, vero? Sì, sicuramente. Davide Vecchini, lui ha la passione dell'agricoltura proprio, ce l'ha nel sangue. Ecco, quindi lui è ancora più agreste rispetto a te. Poi Francesco dice: ciao Nicola, puoi spiegarci esattamente cos'è un trapulone? Un trappulone, in dialetto tarantino, è una persona alta, mi è stato insegnato da un ragazzo di Colorno, di Taranto, e chiamavamo così Matteo Canali, appunto. Ah, ok. Perché è 2 metri di uomo. Ok, e poi Matteo: ciao Nicola, vorrei sapere cosa si prova a correre nelle serre di pomodori. Allora, piccola parentesi questa domanda, perché un paio di mesi fa, durante la settimana libera, ho detto vabbè, vado a correre un po' di scatti, la scheda che ci aveva dato il preparatore. Fuori faceva freddo, allora ho detto alle serre con i vialoni liberi, in cemento battuto e tutto. Ho detto perfetto, cioè sono al caldo e tutto. L'ultima serie mi sono stirato il bacino femorale. No, però potrebbe essere una buona alternativa al campo sintetico comperto, venire da te alle serre, no? Comodissimo. Perfetto, ci costa solo il trasporto. Poi Matteo, se dovessi dare un numero più o meno, quanti tortelli hai mangiato a Colorno? Oddio, un numero, troppi. Troppi? Sì, forse troppi. Magari era meglio meno. Antonio, è vero che per non infortunarti più vivi a casa di Umberto? No, no. Allora, poi Paolo dice che dopo questi commenti potresti già essere libero, insomma, di cambiare squadra, perché molti commenti arrivano dai suoi compagni. Poi dice, c'è Nico che scrive: ciao Nicola, ma è vero che Michele Mantovani risulta alle volte scontroso e persino arrogante quando lo si avvicina mentre mangi i salami? Sì. A volte arrogante no, però un po' scontrosetto, se... bisogna stare attenti, Michelone bisogna stare attenti. Ok, poi c'è
Marina che ti chiede come è stata la sensazione di entrare in campo, l'abbiamo già detto, e poi vediamo un po'. Ah, ecco, c'è un tuo, penso ex allenatore, Piero Tellarini. Sì. Dice: ciao bel piloncino, a braccio di ferro come va? Bene, perché sono riuscito a batterlo, Piero. Ah sì? Sì, che è una Piero. cosa che A non, pochi- non tutti sono riusciti, anzi veramente pochi, quindi... Ma tu hai tecnica o forza? Mi direi tutte e due, ovviamente. Certo, No, insomma. più forza bruta che tecnica, diciamo. Allora, Diego, ciao Nicola, vorrei sapere quante ore della tua vita dedichi al gioco che hai sul cellulare. Grazie. Ore, dipende dal tempo libero. Ah, ma hai No, smetti? un giochino che io e altri compagni, Venco e Cadorini, magari finito allenamento ci sediamo, facciamo un paio di partite, oppure quando capita che non sappiamo cosa fare, che siamo lì, facciamo una partitina. E lui ce l'ha su perché spesso, no, ogni tanto, spesso ci vede lì col telefono e fa: siete sempre lì attaccati, siete sempre lì a giocare col telefonino. Quindi sei un agricoltore comunque da una sensibilità tecnologica, mettiamola così. Ci vuole la tecnologia. Mi hanno detto che la tua canzone preferita è L'ombelico del mondo di Giovanotti, è vero? No, però posso immaginare. Perfetto. Allora, facciamo una cosa, diamo quelli che sono gli appuntamenti del weekend. Siamo in chiusura Rugby House oggi. 2 giorni alla sfida di Verona, penultimo turno del top 12 a Paganini Center. Contemporaneamente, anzi prima, 2 ore prima, comincia la 45esima edizione del trofeo Aldo Milani con lo stadio Mario Battaglini, che si concluderà domenica 14 alle 16:30. 21 squadre da tutta Italia, i Buffaloes dal Sudafrica, come sempre presenti ormai da anni, no Fabio? Qui ormai da anni, alla veramente. manifestazione. E, insomma, è un grande modo per vedere i nuovi talenti del rugby italiano under 16 e soprattutto venire allo stadio è un buon modo di supportare una manifestazione che dà lustro alla nostra città, alla nostra cultura e al nostro modo di intendere il rugby. Grazie Nicolo per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Fabio, un piacere. Grazie a voi, è un piacere tutto mio. Perfetto. Sabato, domenica, rugby a tutto tondo, sempre dai colori rosso-blu. Buonanotte.